Sono stati disposti dal questore di Forlì Cesena 7 nuovi DASPO ad altrettanti ultras padovani coinvolti negli scontri prima della gara di Coppa Italia Cesena-Padova dello scorso 4 agosto. Salgono così a 41 i provvedimenti della questura nei confronti dei tifosi padovani appartenenti ai gruppi Educazione Padovana e Ultras Padova. Gli ultimi 7 colpiti dal provvedimento di allontanamento dalle manifestazioni sportive sono gli autisti dei minivan utilizzati per effettuare la violenta spedizione contro i sostenitori del Cesena. Nel provvedimento il questore ha evidenziato come i 7 autisti, pur non avendo partecipato attivamente agli episodi di violenza, hanno avuto un ruolo ugualmente importante nell'azione del gruppo, fornendo un indispensabile supporto logistico per la riuscita del piano, una condotta che ha agevolato gli altri tifosi alla partecipazione attiva ai disordini, dapprima facendoli giungere vicino allo stadio e sottraendosi ai controlli preventivi, poi attendendoli a breve distanza dal luogo degli scontri per garantire loro la fuga e quindi l'impunità. Le misure nei confronti degli autisti vanno da 1 anno di assenza dagli stadi ad un massimo di 5 anni. I primi 34 DASPO per i responsabili degli incidenti, per complessivi 172 anni di divieto, erano stati notificati nella giornata di giovedì 8 agosto.